Forza Napoli, 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 sarò con te, tu non devi mollare, Napoli torna campione. Allora, mo siamo ai partiti, ma tra poco ma partiamo a Torino, andiamo a Torino. Giù, a Torino, no, sto parlando, non gioca a Torino, giù. Ma mi stiamo allenando perché c'è la partita a Torino, capi? Giù a Napoli. A parte gli scherzi, ma giù. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. Questo video andiamo a fare il pre-partita di Juve Napoli. Ricordo che questo video è in collaborazione con il canale WhatsApp Il Mondo del Calcio. E questo canale, più altri due canali, li troverete qui sotto nei commenti. Cioè, non nei commenti, scusate, qui sotto in descrizione. Mi raccomando, andatevi a iscrivere pure lì. Allora, vai giù, incominciamo. Allora, pre-partita di Napoli giù, vai giù. Tutto è corso. Allora, partiamo dalla formazione. Poi andiamo ad analizzare la partita e vi do pure il risultato. Allora, piccola premessa, va giù, giovane, che ora sta appena arrivato a Milano perché stava per fare le visite mediche, pensavo che le faceva un po' prima, verso le 10:30, 11. Vabbè, partirà con il Napoli, cioè partirà dopo le visite mediche, quindi verso le 5:30, 6, e poi partirà e andrà a Torino con la squadra del Napoli, e però sarà in panchina, non giocherà titolare. Allora, giù, formazione con giocatori decimati, tutti infortunati, cioè c'hai un 11 titolare, quindi 11 giocatori che possono vincere uno scudetto. 11 giocatori infortunati possono vincere lo scudetto: Tameretta, Lukaku, Neres, Kevin De Bruyne, Gilmour, cioè ci rendiamo conto. Cioè, solo con quella squadra là potremmo vincere uno scudetto, cioè rendiamoci conto. Ma vabbè, allora, partiamo subito con il portiere. Modulo 3-4-2-1. Allora, portiere Milinkovic-Savic. Difesa a 3, fatta da Di Lorenzo come braccetta di sinistra, Raccomani centrale, Juan Jesus, braccetta di destra. No, scusate, è il contrario, braccetta di sinistra, Jesus, e braccetta di destra Di Lorenzo. Poi centrocampisti centrali, Lobotka e McTominay. Scusate, McTominay e Lobotka, sembra confondere. Poi terzino destro, Mazzocchi, e a sinistro Spinazzola. Poi Politano come centrocampista offensivo, e poi Aljaf Almas come secondo centrocampista offensivo. Non ho messo Politano al posto di Mazzocchi perché non penso che Antonio Conte metterà uno tra Gutierrez e Oliveira, ma metterà Mazzocchi, e quindi ho spostato Politano avanti, più avanti, ma ho messo Mazzocchi titolare, e attacco fatto da Olmo. Poi vai giù. Allora, secondo me la partita finisce 0-1 per il Napoli. 0-1 per il Napoli, partita difficilissima, sarà una partita molto, ma molto difficile. Però la sbloccherà al 59esimo e 30. Vedete, vi ho dato pure il minuto preciso. La sbloccherà Juan Jesus. Vai giù, però veramente ma per vincere, a parte gli scherzi, bisogna vincere a tutti i costi, e dobbiamo recuperare punti in classifica, perché l'Inter ieri è andato a più 9, e mo dobbiamo ritornare dobbiamo diminuire la distanza ritornando a -6 dall'Inter. Vabbè ragazzi, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale mio Batman Napoletano, e se volete anche al canale WhatsApp
che vi ho detto prima, lo trovate in descrizione. E aiù, lasciate un bel like. Ciao aiù.